figlia, sei la figlia dal Bruno, che dal Muene de Sedilis, ex, il 6 di maio avevi esattamente il Mufais, visto che compissi anche proprio il mese di maggio, e quindi io mi visi anche a Vonde Bendic che le succeduti, insomma. Bon, continua sulla tua esperienza. In queste giornate che mi visi benissimo, ieri un chialt insopportabile, ehm, io, classic, ho ieri in taglietto con la fire e in che serate, insomma, l'orario in cui è venuto a Taramot, ho ieri in ogni frate e mia madre in chiesa che aspettava mio padre che gli aveva detto ai zios e alle succedut che con la scossa per fortuna che io ieri in cucina, perché sono state teschiamaris, ho rischiato veramente di morire, ho sin stato dal momento da Taramot appunto di scossa, ho sin stato chiappati io ogni frate di 7 anni, sono stati chiappati di mia madre sotto proprio i bracci, insomma tutto perché si erano paralizzati completamente, non arrivavano a muoversi e sono restati sull'antio insomma di parte, le ho aspettato che anche la seconda scossa finisse, con dot ci come potuto vedere che la chiesa di fronte era completamente crollata, che erano state delle spaccature sono ampie, sono grandi in tal terreno e dopo vi aspettate lei, mio pare, che circa 5 minuti dopo è arrivato, che tanto alle vere che in queste spaccature che passa proprio dal nostro cortile, che è uno dei bracci, no? Dal taramod, queste ramificazioni, alle là dentro con la gome, che non arrivava neanche a saltare fuori, e mio frate, io là dentro il ciavattot, e lei è restata, poi dopo si è arrade, quindi tu vedevi tutto il fumo, che il fu, che gli serve, proprio anche, tu vedevi scintille, insomma, flammi. Quale chiesa è da io? E io la chiesa di che vecchios che erano stati di fronte a noi, i genitori di Ada, io, no? I nonnos da Lady, e loro sono colazione, cioè il plan pasore alle sprofondato. E a forza di dai è arrivata a saltare fuori, i miei smazzeri, si sono salvati perché sono sotto lì. Quindi lì è che ho salvato praticamente. Esatto. Anche mi vise che le bestie si erano veramente agitatissime. E dopo mi vise anche dal nostro canarin, che aveva un canarin in chiesa, che di solito gli era sempre tranquillo, al limite al chiantava, ecco, però gli era saltava proprio. Mi vise che siccome io sono sempre stata amante degli animali, per cui ho seguito tutti i movimenti, mi vise che questo canarin proprio saltava in maniere nevrotiche. Dopo la scossa che non si poteva entrare in chiesa, ho obbligato mio padre alla chioli, l'opera di salvataggio. Classico. E dopo ci avete fatto con che tuo mare ti ha portato del furto, mare ti pare? Lei ho aspettato appunto all'arrivare mio padre, dopo se là si è chiatata a Cadogni, le di Gazzez, Sulla strada? sulla strada e lei praticamente mi dormito in macchina, mi visto tutte le ambulanze, tutte le pulizie, carabinieri che passavano, che Anche su portavano. Parcà passavi? Sì, sono ridotte ambulanze, ecco che continuavano a venire su e io. E dopo mi vise, insomma, che ieri in queste macchine, lei si contava e si chiacchierava di che si era succeduto e il fatto che, ad esempio, mi aveva traumatizzato, beh, chiaramente la scossa in sé, ieri sentì proprio queste bestie che erano state come le svacche di un'estale cadogni che erano state imprigionate dentro, no? Purtroppo. E invece là, per fortuna, ecco, non si era infatti che erano queste robe, insomma, l'ha perduto la vita. Queste sono state robe ottime, per fortuna, insomma. Visto la scossa biele potente. E allora avete dormito in macchina in che sera Sì, lì, sì, sì. no? Vi siete isolati a aiutare a fare qualche do? No, e tu no, tu eri No, specie io no, logicamente. si restate lì, mio padre alle latte passando proprio per i boschi, Fai bosca per i boschi, addirittura? sì, alle latte a aiutare mia zia, le duine, che erano restate bloccate e che addirittura anche lei il plan pasore alle sprofondate sotto, gli aveva i barconi con le inferiate e quindi per arrivare a saltare fuori, sì, ha scugnuto no poco, insomma, lottare per tirare via queste inferiate. E dopo hanno rifatto tutta la strada per il bosco, anche perché per strada gli era pericoloso, insomma. Perché non te le schiasi sulla strada. Ci mutato vivut l'estate da stante sì, c'è te visito di Beh, che dell'estate del l'estate? 76 mi vise tante pure. Ogni rumore, ogni disegno,
qualche bestia che magari cominciava a lamentarsi, anche da me in chiesa, anche per spidarci, che non c'entrava niente con il terremoto, io però lo interpretavo come un momento in cui poteva venire un terremoto, insomma, poteva venire una scossa. E comunque sono state scosse. Dopo mi visita sempre anche tante libertà, perché la scuola non è proseguita, per cui io ero sempre giù in strada, io ero sempre fuori, per fortuna che ieri questo gruppo dal paese, questa solidarietà, questo aiuto, anche queste persone di fuori che sono venute insomma Ecco, infatti volevo domandarti, ti visito anche dai volontari che sono venuti a darci le mani? sì, i volontari sono venuti bene, perché anche sono venuti anche da noi, ci hanno aiutato anche un pochettino a tirare sulla chiesa, no? E ho visto che questi volontari sono tutti della zona del Veneto, così, che erano persone veramente in gamba, simpatiche, dopo si sono andati da fare, si sono anche ben integrati. Tra l'altro mi pare che ieri chi donne, no? La baraccotta che ieri mi sta in buone effetti, per cui io avevo proprio a portata di mano. Hai fatto amicizia con qualche donna? Hai mantenuto contatti? No, mantenuto contatti, no. Per un po' di anni sì, con delle persone di Trieste. Però, sì, come no, non si sente in più, insomma. E Comunque, ciò che facevi in chi volontari? Che hanno aiutato a mettere solo a tende? mi ha O... aiutato a mettere sulle stand all'inizio. Beh, disegno che più che altro le stand forse erano anche già state in qualche maniera, sì, di tutte sono anche dei militari, non mi dice che ieri. Però non ci hanno aiutato, sono ridotta a tirare sulle spiagge, insomma, comunque a cominciare a lavorare, a fare la piattaforma, anche a fare le sbaracche, spray di spiagge, tra l'altro. Esatto, perché noi appunto ci appena largo dall'estate stante sis, quindi in effetti Esatto. spiagge non facevi anche mo, però... Esattamente. Isalal che ti dà, che ti venta Vabbè, chiaf. fammi un tic di ombrelle. Un momento.